ringraziare prima di tutto il nostro vescovo per averci consentito comunque di esprimere un canto religioso che è la stessa identica cosa della nostra fede. Anche loro pregano lo stesso nostro Dio, magari lo fanno in un modo diverso da noi, ma l'obiettivo, lo scopo è sempre il nostro Dio, è il nostro Gesù. Quindi ringraziamo la Chiesa, naturalmente Don Giampiero, la cooperativa, l'amministrazione. Insomma, siamo veramente molto contenti di essere qui. Faranno, guardate, solo 3 pezzi. Le prime sono proprio 2 canzoni, sono proprio tipiche delle loro chiese, sono della loro religione, insomma. La prima si chiama Total Price, preghiera totale. La seconda è Soon I Will Be Born, quindi è presto sarò lì, presto sarò al cospetto di Dio. La terza, più o meno è stato sottolineato abbondantemente, viviamo un periodo molto difficile e quindi abbiamo bisogno di speranza, abbiamo bisogno di giorni migliori e a questo punto possiamo anche allargarci, abbiamo bisogno di giorni felici. Quindi chiuderemo con
questa è l'11ª edizione di Gospel Explosion, ma per fortuna siamo riusciti a mettere insieme una serie di date, quindi abbiamo iniziato il tour il 22 dicembre, lo chiuderemo il 30 dicembre. Sta andando molto bene, siamo molto contenti e non avevamo dubbi, insomma, sulla riuscita della manifestazione, perché il gospel, oltre ad essere una preghiera, è anche una musica, è un canto di gioia e di felicità, quindi ha questa enorme potenza, riesce sempre a coinvolgere gli spettatori in un canto corale e alla fine si chiude il tutto con un grande applauso e con grandi abbracci tra i musicisti e gli spettatori. Ecco, possiamo dire che in un territorio che ha fame, il fatto che ci sia anche fame di cultura e di musica sì, è importante. Soprattutto, questa è una bella domanda. Ciò che non viene percepito da chi appunto fa politica o da chi dovrebbe in qualche modo ripartire le poche risorse che arrivano nel territorio è proprio questo, che la musica, la cultura, lo spettacolo è comunque un'attività che produce buste paga. Anche dallo spettacolo arrivano gli stipendi per le persone che lavorano in quel settore, quindi si dovrebbe un attimino ragionare meglio ed è una delle parti più importanti se vogliamo veramente una riconversione verso il turismo, no? Ormai abbiamo sempre vissuto di monocultura industriale, ci siamo resi conto che la monocultura industriale purtroppo sta cadendo e quindi creiamoci delle alternative, lasciamo l'esistente e mettiamolo in sicurezza, che è la cosa più importante, però cominciamo a pensare cosa può produrre e portare come dire, economia nel nostro territorio. Una di queste, secondo me, visto la bellezza del nostro territorio, è proprio la cultura e lo spettacolo.